Un grand mandi a Duc e un grande saluto a tutti. Eccoci qua nuovamente ad affrontare alcune importantissime questioni relative all'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario per quello che interessa la nostra autonomia regionale speciale, perché la novità è consistita dal fatto che le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale più recente su queste tematiche sono state già depositate negli scorsi giorni e quindi, come ci eravamo già impegnati a fare commentando il comunicato stampa diffuso dall'ufficio comunicazione della Corte Costituzionale, ecco, andiamo a commentare brevemente, in maniera divulgativa ovviamente, quelle che sono le nostre impressioni a prima lettura su quella che si conferma essere una sentenza importantissima, una pietra miliare per tutto il sistema delle autonomie in Italia e per tutto, diciamo, l'ordinamento regionale italiano. Ovviamente si tratta di una pronuncia costituzionale, questa sentenza 192 del 2024 della Corte Costituzionale, ripeto, la sentenza 192 del 2024 della consulta che vi linko qui sotto in descrizione per fornirvene il testo già pubblicato in tempi record. Ecco, questa pronuncia insomma, si conferma insomma, destinata a fungere da pietra miliare anche per quella che sarà la futura evoluzione dell'ordinamento regionale italiano tutto, ecco, nel suo complesso. Quindi è una importante pronuncia da tenere in grande considerazione, ecco, al di là delle questioni che più direttamente, immediatamente riguardano i nostri grandi e potenti vicini veneti, ad esempio, che sono notoriamente molto interessati alla loro differenziazione attraverso l'applicazione concreta a livello legislativo di quello che è il terzo ultimo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Ma è questa una pronuncia che indubbiamente, almeno indirettamente, in maniera, a mio modo di vedere, importante, rilevante da divulgare, va a interessare anche la nostra piccola e debole regione a statuto speciale confinante, perché qua in Friuli conviene comunque seguire con grande attenzione queste possibili evoluzioni geopolitiche che certo hanno subito una battuta d'arresto, almeno in parte, a seguito della declaratoria di incostituzionalità di molti e importanti profili, insomma, della legge 86 del 2024, che aveva tentato una prima attuazione legislativa organica, soprattutto a livello procedurale, di questa riforma costituzionale introdotta dalla legge costituzionale 3 del 2001. Conviene comunque insomma monitorare e continuare a monitorare costantemente anche nel futuro insomma quelli che saranno
i futuri sviluppi, ecco, di queste importanti questioni geopolitiche. Venendo alla sentenza, perché non vorrei dilungarmi troppo, vorrei fornirvi un quadro il più possibile divulgativo. Venendo alla sentenza in commento, come tutte le sentenze costituzionali, la 192 del 2024 si presenta articolata nei soliti, insomma, nelle sue solite tre sezioni, a parte l'epigrafe, il solito ritenuto in fatto e il considerato in diritto con il dispositivo finale. Solo che in questo caso concreto abbiamo un bel malloppo da un centinaio e passa di pagine che insomma documenta insomma quali sono state tutte queste questioni sollevate, insomma il loro numero, la loro complessità. Ovviamente darò insomma un quadro riassuntivo limitatamente agli interessi della nostra autonomia regionale speciale, che sono quelli che onestamente interessano di più il Friuli, ma non solo, perché l'unica regione a statuto speciale che ha avuto il coraggio di sollevare di fronte alla Corte Costituzionale diciamo, questioni sulla legge attuativa, su questa legislazione attuativa, su questa legislazione statale attuativa di questa riforma, molto ambigua e per certi versi potenzialmente anche pericolosa, è stata la regione autonoma della Sardegna. Tutte le altre regioni a statuto speciale sono state a guardare e chi per un motivo, chi per un altro, soprattutto per motivi politici, magari si sono astenute dal tutelare giurisdizionalmente davanti alla consulta le loro rispettive sfere di autonomia. Ringraziamo i sardi invece per essersi fatti avanti immediatamente in via principale con un ricorso coraggioso che insomma, stante il loro statuto speciale e le loro prerogative costituzionalmente garantite in maniera diversa e più ampia, insomma, ha potuto interessare anche questioni relative non solamente all'ordinamento regionale ordinario, ma anche alle regioni speciali, per aver sollevato una questione di massima che non certo a caso anche la Corte Costituzionale ha ritenuto di dover risolvere prioritariamente in via preliminare, pregiudiziale rispetto ad altre questioni sollevate da altre impugnative, perché venendo in sintesi al merito, come potrete leggere anche voi al punto 6 del considerato in diritto, al punto 6 del considerato in diritto di questa sentenza che vi ho già linkato in descrizione, la Corte Costituzionale ha ritenuto impossibile l'applicazione della cosiddetta autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario anche alla nostra autonomia speciale o a quella sarda. Tant'è che la clausola legislativa ordinaria statale di estensione delle ulteriori forme e condizioni di autonomia previste
dalle leggi di differenziazione, dalle leggi statali di differenziazione delle regioni a statuto ordinario, come il Veneto ad esempio, ecco, queste clausole sono state ritenute impossibili da estendere automaticamente anche a regioni a statuto speciale, quale ad esempio il Friuli trattino Venezia Giulia, no? La nostra piccola e debole regione perennemente a rischio dal nostro punto di vista. Ecco, tant'è che vi è stato, come già vi anticipavo leggendo il comunicato stampa della Corte Costituzionale, una pronuncia molto pesante che costituisce un giudicato costituzionale definitivo di annullamento di queste clausole estensive, di queste clausole legislative statali ordinarie di estensione applicativa diciamo dell'ordinamento ordinario destinato ai nostri grandi e potenti vicini confinanti a quella che è la nostra realtà regionale speciale, che è stata ritenuta del tutto diversa e totalmente separata rispetto alla autonomia regionale ordinaria, ad esempio del Veneto, che è notorio, è uno degli sponsor, insomma, è una delle fucine più interessate alla concreta attuazione di queste riforme. Per cui io adesso non ho il tempo di leggere tutto questo articolato e tutto sommato ben ponderato punto 6 del considerato in diritto della sentenza, al quale vi rimando. Ne consiglio caldamente la lettura, la trovate questa motivazione particolarmente dedicata alle regioni a statuto speciale, la trovate linkata qui sotto. Quello che mi preme evidenziare sta nella sottolineatura che viene dalla stessa Corte Costituzionale, tendente a richiedere alle regioni a statuto speciale una autonoma, del tutto separata e indipendente iniziativa, ad esempio di revisione dei propri statuti speciali a livello di legislazione costituzionale o comunque di attuazione degli stessi statuti speciali, seguendo però non la procedura di differenziazione prevista per le regioni ordinarie, esclusivamente per le regioni ordinarie dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, ma viceversa le procedure speciali previste da ciascun singolo statuto speciale, dall'articolo 65 della legge costituzionale 1 del 63 per quanto riguarda la regione autonoma Friuli trattino Venezia Giulia, per quanto ci riguarda più direttamente, ovvero sia la elaborazione presso la Commissione paritetica Stato e Regione dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto speciale di approvazione non parlamentare ma governativa, secondo una procedura completamente diversa e totalmente autonoma rispetto a quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 116 della Costituzione, la quale ultima riguarda viceversa solo ed esclusivamente le regioni a statuto ordinario. Questa è l'interpretazione
della Corte Costituzionale fondata su ragioni di carattere più che altro sistematico. Ecco. È molto interessante che la Corte Costituzionale metta in evidenza come la clausola di tutela delle autonomie speciali prevista dall'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001 abbia carattere esclusivamente transitorio. Ecco che viene sollecitata una revisione organica degli statuti speciali che possa comportarne un aggiornamento rispetto alle attuali vecchie disposizioni oramai risalenti. È onere in ogni caso delle regioni a statuto speciale attivare la procedura di attuazione dei rispettivi statuti speciali, una procedura speciale diversa rispetto a quella in commento, nel caso si intenda ottenere dallo Stato forme e condizioni ulteriori di autonomia, no? Quindi di fronte a questo quadro così chiaro, a mio modo di vedere, venendo anche a considerazioni meno giuridiche ma più politiche, si mettono, insomma, non possono non evidenziarsi tutti i limiti e i difetti della politica sostanzialmente inesistente o quasi ad esempio dell'attuale giunta regionale Fedriga per quanto riguarda la difesa e la promozione di questo statuto speciale, perché le uniche forme di revisione dello statuto speciale proposte al Parlamento sono sostanzialmente finalizzate, al di là della questione degli enti di area vasta, per quello che più interessa alla giunta regionale attuale, sono finalizzate, grazie anche agli emendamenti portati avanti dai parlamentari amici, sono finalizzate a garantire al nostro presidentissimo la possibilità di derogare all'attuale statuto speciale o comunque diciamo alla legge regionale statutaria per ottenere il tanto agognato terzo mandato, no? Al fine di superare con una legge costituzionale sostanzialmente ad personam quello che è l'attuale divieto del terzo mandato. E mentre per quanto riguarda insomma l'attività della nostra commissione paritetica Stato-Regione, francamente c'è ben poco da segnalare, c'è una stasi quasi completa e poco o nulla si sa su eventuali iniziative che siano ispirate da una prospettiva ampia e di lungo periodo per una promozione, una valorizzazione organica dell'autonomia e delle sfere di competenza di quella che è insomma, io penso indubitabilmente praticamente l'ultima tra tutte le regioni a statuto speciale, ovvero sia la nostra, il nostro povero Friuli. L'unica preoccupazione del nostro presidente veronese triestinizzato, al di là insomma, degli aiuti giuridicamente infondati al vicino compagno di partito Zaia, insomma, sarà forse il capoluogo triestino, ma insomma non c'è una visione di insieme, non c'è nemmeno una consapevolezza piena
di quelle che sono le peculiarità regionali, geografiche, storiche, linguistiche, culturali. Non c'è una volontà politica tendente a una reale valorizzazione e insomma a una convinta promozione che sia effettiva, insomma, della nostra autonomia regionale speciale. Per cui c'è, a mio modo di vedere, piuttosto una sorta di, peraltro infondata, sudditanza mentale nei rapporti con i nostri grandi e potenti vicini veneti, dei quali purtroppo, lo dico con grande rammarico e con grandissima preoccupazione, questa piccola e debole regione autonoma ormai solamente sulla carta si sta pericolosamente accodando, per cui l'invito è, se non altro, a prendere piena consapevolezza di tutti gli errori, strategici. Ecco, nella migliore delle ipotesi si tratta di errori strategici, la cui unica responsabilità è ascrivibile alla Giunta regionale Federiga, e l'invito è quello a far girare questi documenti di approfondimento. Sono sentenze della Corte Costituzionale, per cui sono insomma fonti della massima affidabilità, insomma della massima importanza, sono giudicati costituzionali vincolanti, ecco, affinché l'opinione pubblica in Friuli, ma io direi nell'interesse dell'intera regione autonoma, Friuli-Venezia Giulia, perché si tratta sostanzialmente di salvaguardare un'autonomia speciale che penso interessi anche a Trieste, insomma. Nonostante poi la complessità nell'amministrare questo condominio, ma insomma l'auspicio è che tutta la comunità regionale si renda conto dei dati giuridici oramai indiscutibili, chiariti dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che ci invitano a ripensare profondamente anzitutto quelle che sono le ragioni fondanti della nostra autonomia speciale e anche quelle che di conseguenza dovrebbero essere le strategie insomma più appropriate per una sua reale valorizzazione, sempre che davvero si intenda assicurare, ecco, anche solamente la sua sopravvivenza in un prossimo futuro o comunque nel medio-lungo periodo. Ecco, manca una visione d'insieme, manca una prospettiva ampia che insomma non mi sembra rinvenibile, insomma, in quella che è la attualità politica regionale, ecco, in Friuli. Con una seconda giunta Federiga che si è oramai insediata nel 2023, quasi 2 anni fa, ma che continua a guardare ancora a occidente invece di guardare a nord o a est, ad esempio, per pensare, per ripensare a quella che dovrebbe essere una seria valorizzazione autentica, ecco, della nostra autonomia regionale speciale.
e auspichiamo che almeno, non penso la stampa, ma almeno l'opinione pubblica possa prendere consapevolezza di tutti questi problemi e di tutte queste questioni che ritengo vitali per la sopravvivenza stessa del nostro ordinamento regionale speciale. Grazie a tutti e passa parola.